come continua ad accadere per il cinema, anche per la fotografia possiamo assolutamente dire che Venezia è una delle città più riprese, fotografate, riprodotte, diffuse, eccetera, relativamente addirittura al mondo intero. E la fotografia a Venezia ha delle notevoli aperture immediatamente dopo però l'inizio della sua storia, perché mancano riferimenti abbastanza precisi della prima fase, che è quella del daguerrotipo, mentre cominciano a arrivare situazioni importanti, autori anche piuttosto importanti, proprio con l'avvento, diciamo, della carta, quando il negativo comincia a diventare di carta, è possibile riprodurre le immagini, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo a Venezia degli studi che cominciano a stabilizzarsi, abbiamo a Venezia i riferimenti anche con la pittura, con tutto quello che era il mondo immediatamente contiguo, precedente e che per molto tempo, e continua peraltro a essere contemporaneo, e quindi abbiamo una visione della città che in quello che si può vedere proprio soprattutto da questi primi grandi fotografi dell'Ottocento è piuttosto legato proprio anche ai canoni della pittura, la prospettiva, lo scansione dello spazio, il rispetto delle ombre. Quello che appare strano, e se pensiamo al periodo della pandemia è l'unica volta che questo è stato legittimato, noi abbiamo una città sostanzialmente agli inizi deserta. Deserta perché forse era molto, anzi sicuramente era molto meno frequentata rispetto a oggi, deserta perché se qualcuno stava camminando lasciava la scia. Addirittura ci sono degli ectoplasmi su certe fotografie, sembrano degli sporchi, delle cose strane accumulate sulla superficie prima del negativo e poi del positivo, ma effettivamente sono persone che si stanno muovendosi perché la posa lunga, dovuta a quello che era i tempi che appunto servivano per avere l'incisione importante e seria che andavano ricercando, non consentiva appunto di fissare i corpi in movimento. Alla fotografia veneziana mi sono quasi naturalmente indirizzato nel momento in cui ho, come si può dire, approfondito il discorso che già facevo quando ero insegnante all'Accademia di Belle Arti, e cioè da quando è possibile riprodurre le immagini, cos'è accaduto per arrivare da quello che possiamo definire l'inizio, cioè la xilografia, l'acquaforte, quindi l'incisione, ed arrivare fino al cinematografo, oggi al digitale, eccetera, eccetera. Quindi in questo percorso a un certo punto prepotentemente è apparsa la fotografia e ho cominciato a metter via anche qualcosa di immagini fotografiche, materiali anche originali ovviamente dell'epoca, fino a cercare di approfondire e rendere tutto abbastanza sistematico, prima di tutto con un primo numero di una rivista che è un'emanazione della mia associazione culturale che si chiama L'Archimede, ricordando la carta da involto e l'esistenza quindi di un occhialer, un ottico che faceva le lenti nel 1700 con tanto di catalogo che ebbi l'opportunità di riprodurre in maniera anastatica nel primo numero di questa rivista e che si chiamava Biagio Burlini. Quindi all'interno della trimestrale all'Archimede, che esce quando può in realtà con numeri doppi, tripli e anche quadrupli, ecco che per la prima volta ci siamo abbiamo rivolto l'attenzione verso Carlo Ponti, che è di origine svizzera, formato in Francia ma trapiantato a Venezia, che è stato il primo a trasmutare questa sua capacità di creare col vetro le lenti, e quindi prima ha cominciato a fare degli obiettivi e poi, dato che c'era, ha cominciato anche a fare delle fotografie, ed ecco che Ponti è il primo a mettere insieme un team di personaggi di estrazioni anche diverse, all'interno del quale arriverà presto anche Naia, e con loro comincia a fotografare la città, e addirittura il suo primo catalogo, che ho avuto anche in questo caso la possibilità di riprodurre in maniera anastatica, sarà proprio una descrizione non tanto delle fotografie, ma attraverso le fotografie una storia dell'architettura di Venezia. È una pubblicazione molto rara, molto interessante e molto bella, proprio perché c'è questo insieme, voler capire che con la fotografia si comincia a diffondere in maniera più precisa rispetto a prima quello che può essere appunto l'essenza di una città importante, senza tempo, che è rimasta più o meno uguale, almeno negli ultimi 200-300 anni,
molto simile a se stessa, insomma. Ecco, all'interno di questo gruppo di personaggi poi molti sono quelli che ci provano, qualcuno dura poco, qualcuno dura di meno, di più, si mettono insieme, si odiano, si portano in tribunale, come vedremo brevemente fra un po', e sostanzialmente il secondo numero della rivista all'Archimede dedicato alla fotografia di Venezia è l'inventario nei limiti del possibile di tutti i fotografi che hanno aperto e chiuso nell'Ottocento, che sono quasi un centinaio, sono tantissimi, con gli indirizzi, con quelle poche tracce che possono aver lasciato. Poi l'altro personaggio importantissimo che a mio avviso andava affrontato è proprio Carlo Naia che è un piemontese di ricca famiglia, che è venuto ventenne a Venezia perché già si interessava un po' di dipingere e disegnare, poi si è laureato a Pisa in legge, con il fratello ha cominciato a girare mezza Europa ed è finito in Turchia, dove hanno addirittura fondato una piccola società perché nel frattempo avevano imparato a fare i daguerrotipi. Il fratello muore prematuramente e lui decide di ritornare a Venezia. Ecco che trapiantandosi a Venezia comincia a conoscere delle persone, prende abitazione in quello che poi sarà il laboratorio in Campo San Maurizio, si avvicina a Ponti e insieme e con altri cominciano a aprire ulteriori situazioni dedicate alla fotografia, con particolare riferimento sempre all'architettura, con particolare riferimento a quello che può essere la storia visiva della città, ma con un precedente fondamentale. Naia comincia a riprodurre con grande attenzione le pitture e il suo primo grande lavoro in esclusiva, che lo farà sganciare da quello che può essere il suo legame con Ponti, è proprio l'esclusiva che ha avuto di riproduzione degli affreschi della Cappella degli Scrovegni, cosa che nella mostra che è stata organizzata qui dal mio archivio con l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti era presente addirittura con un originale del 1865. Dopodiché ha aumentato sempre di più la sua attenzione nei confronti della parte di diffusione anche, quindi sostanzialmente lui è diventato il primo vero autentico per Venezia industriale legato alla fotografia, con i formati dai più piccoli ai più grandi, con la ritrattistica, con la collezione di sempre piccole fotografie che dovevano magari servire come ricordo, che raccontavano i mestieri di Venezia, con le stereoscopie, con tutta una serie di immagini che confluiscono su quelli che possono essere i suoi definiti i suoi capolavori, cioè i formati molto grandi, in particolare gli imperiali, che avevano delle lastre 30x40 all'incirca, insomma, 40x50, ho sbagliato, non 30x40 è già qualcosa, ma 40x50 sono ancora più grandi, e quindi queste lastre per contatto piuttosto importanti che con una marcia in più intuisce, rifacendosi a qualche esperienza già precedente, ma che lui porta avanti con attenzione, facendo dei fotomontaggi di lastre, di immagini ricavate da lastre così grandi, aumentando la parte figurativa del cielo, dei contrasti luministici, eccetera, e colorandoli. Ecco che nascono i chiari di luna, che sono forse l'estensione più corretta dal punto di vista pittorico e anche, se vogliamo, la considerazione che si può avere di Venezia come elemento di grande romanticismo, di grande come posso dire, rilassatezza, tranquillità per uno che fa un viaggio, poi si porta via questa città unica, irripetibile, eccetera, eccetera. Attraverso i chiari di luna Naia diventa veramente uno dei più grossi produttori di immagini veneziane. Dicevo prima dei processi, Naia si accorge che parecchie sue immagini possono essere state in qualche modo riprodotte in maniera arbitraria, e quindi Massimo Stefanutti ha ricostruito i processi che sono fondamentali nella vita di Naia, che muore a Venezia nel 1882, mentre Alessandro Rizzardini, con grande intuito e determinazione, è riuscito a ricostruire quasi tutte le fasi della sua vita da quando è arrivato nella città di Venezia. Quindi fra Archimede e con quello che è stato possibile vedere nella mostra, noi abbiamo un ritratto forse il più completo fra quelli tentati e possibili a Venezia sul personaggio forse chiave di quella che è la storia della fotografia veneziana.